Va ora in onda Filo Diretto Lega nel Mondo, le voci dei leghisti all'estero. E ritroviamo Matteo Furian, questa volta nelle vesti di conduttore di Lega nel Mondo. Grazie mille caro Giulio, rieccoci cari radioascoltatori, bentornati qui su Radio Libertà dopo questo piccolo stacco e ben ritrovati su Filo Diretto con la Lega nel Mondo. Come sempre abbiamo un nuovo ospite all'interno della nostra puntata, ricordo i numeri per chi volesse intervenire, è lo 02 92 94 72 22 oppure ci potete scrivere anche su WhatsApp al 346 642 7756. Do il bentornato al nostro ospite che è già stato qui sui nostri spazi diverse volte, do il bentornato a Marcelo Bomrad, il coordinatore della Lega nel Mondo Argentina. Ciao Marcelo, bentornato. Grazie Matteo, grazie, un abbraccio a tutti, grazie mille. E per chi ci sta anche seguendo magari da casa e ha anche la possibilità di vedere la diretta, dietro le spalle del nostro Marcelo potrà vedere tante bandiere della Lega, insomma si capisce che dietro c'è una sezione della Lega e pensate, Marcelo non si trova in una sezione a Varese, a Milano o in qualsiasi altra parte dell'Italia, ma si trova in una sezione della Lega a Buenos Aires. Intanto faccio i complimenti per come l'avete addobbata, è veramente molto bella, e se ci puoi far vedere anche un pezzo dietro, Marcelo, com'è una sezione della Lega, cioè guardate, vedete anche quanta gente c'è all'interno della sezione, vedete, c'è veramente tantissime persone, è una sezione della Lega vera e propria. Mi dispiace per chi magari non sta seguendo da casa ma ci sta semplicemente ascoltando, però è uno spettacolo per gli occhi perché, ripeto, si trova a Buenos Aires, quindi mi apre il cuore vedere una sezione della Lega che non sia in Italia, così addobbata e così. Comunque Marcelo, raccontaci un attimo, com'è nata questa sezione? Matteo, adesso questo è un pranzetto con tutti i militanti della Lega nel Mondo in Argentina, ma abbiamo un'altra sezione, una vera sezione, che è la prima sede della Lega Salvini Premier fuori d'Italia, che è un bellissimo locale, una bella sede fisica di fronte al Consolato Generale di Buenos Aires, che il Consolato Generale di Buenos Aires è un consolato dove abbiamo 500.000 di italiani, è come Verona e Venezia insieme. Questa sarebbe la settima o sesta città italiana in quantità a Buenos Aires. E noi abbiamo la sede della Lega. Ti prometto, la prossima puntata la facciamo della sede. Adesso non possiamo perché siamo a pranzo, ma abbiamo una bellissima sede fisica inaugurata dal segretario federale Salvini in collegamento con noi. Veramente siamo contentissimi. Argentina è il paese, come tu sai, il paese con più italiani nel mondo, più di 1 milione, quindi è importantissimo per l'Italia. È veramente una risorsa, non soltanto retail, ma una vera risorsa, perché di questi milioni abbiamo medici, infermieri, tutti con la cittadinanza italiana che vogliono volentieri andare in Italia a aiutare alla crescita italiana. E noi, il nostro lavoro è sviluppare il nostro partito, la nostra ideologia, il leadership di Matteo Salvini qua in Argentina, e siamo contenti. Per esempio nell'ultima politica dove io sono candidato al Senato, abbiamo raddoppiato i voti rispetto al 2018. Nel 2018 in Argentina abbiamo preso 15.000 voti, questa ultima volta nel 2022 abbiamo preso più di 34.000. Personalmente ho l'orgoglio di essere il candidato con più preferenze della storia del centrodestra nell'Argentina, 15.000 preferenze, quindi veramente contenti. Adesso con questo pranzo qui nel meridione del mondo noi abbiamo le stagioni opposte che in Italia. Gennaio e febbraio sono mesi estivi, ma adesso stiamo cominciando di nuovo, a marzo comincia il lavoro,
Quindi stiamo pianificando oggi con tutti i militanti della Lega. Abbiamo il primo leghista in Argentina, Piero Boroni, da anni fa con la Lega. Abbiamo la più giovane membro del Comites. Il Comites è come un piccolo Parlamento di ogni consolato nel mondo. È la consigliere più giovane, se non mi sbaglio, al mondo, almeno sicuro in Argentina. Agustina Cianciarulo è qua. Siamo contenti, abbiamo donne, uomini, alcuni pionieri della Lega, altri giovani, veramente contento, soddisfatto del lavoro. Io personalmente sono andato a febbraio, perché io sono iscritto a Voghera, provincia di Pavia, per andare a votare al presidente Fontana, che è stato rieletto con una magnifica elezione. Quindi sono andato in Italia e ho incontrato al segretario federale, a Via Valerio, al ministro Giorgetti a Roma, per parlare un po' di tutto, come la grandissima collettività italo-argentina può aiutare alla crescita italiana. Tu prima che iniziasse la puntata mi hai parlato di alcuni problemi però durante le elezioni, giusto? Di qualcosa che non è andato. Sì, veramente la lezione abbiamo visto un broglio monumentale, che purtroppo non è la prima volta. Nel 2018 c'è un senatore, il senatore Cario, che è stato destituito dal Senato della Repubblica per broglio. E in questa elezione abbiamo visto, io sono personalmente andato allo spoglio elettorale a Roma e abbiamo visto schede fazzule con orrori tipografici, una roba surreale che non avevamo mai visto. Abbiamo fatto una denuncia, abbiamo fatto una conferenza stampa a Montecitorio e adesso è tutto in mano della giustizia, ma l'importante è che i nostri voti, i nostri 100.000 voti, sono tutti veri, genuini, le persone che alcuni anni fa non sapevano cosa era la Lega e adesso hanno una sede di fronte al consolato che dice Lega Salvini Premier. Dopo ti invierò foto di questa sede, che è bellissima. E adesso abbiamo una presenza importante, stiamo aiutando al corpo diplomatico, all'ambasciatore, al consolato, alle camere di commercio. C'è una squadra di calcio che si chiama lo Sportivo Italiano, l'associazione più grande. Tutti insieme stiamo lavorando per il sistema Italia, per lavorare. E il leader di questo lavoro è la Lega, che noi abbiamo sviluppato una squadra bellissima che ha fatto un lavoro fenomenale. E bueno, questo del broglio magari nel futuro, con il voto elettronico, con un controllo diverso al che è stato fatto la elezione, è un problema che si può risolvere, non è un problema, ma abbiamo bisogno di una volontà politica e di pensare che gli italiani nel mondo sono una risorsa e non un costo. Noi lo pensiamo così perché noi crediamo che se un'economia di un paese come Italia, un paese del G7 come Italia, si vuole crescere l'economia, deve crescere anche la popolazione. E la popolazione cresce di due maniere, soltanto due maniere, non c'è un'altra. O avendo figli o con l'immigrazione. E l'Italia non ha figli, il tasso demografico è negativo, quindi la unica alternativa è l'immigrazione. E con l'immigrazione abbiamo, questo è il vero spartiacque, o abbiamo immigrazione fondamentalista che vuole cambiare la cultura, che vuole cambiare l'identità del paese, o un'immigrazione che 1 milione di italo-argentini qua, 500.000 in Brasile, tante negli Stati Uniti, nel Canada, che i volontieri andranno in Italia a fare il medico di base in un paesino in Lombardia, in Piemonte, in Trentino, in Calabria. La regione Calabria durante la pandemia ha portato 500 medici cubani, neanche cittadini italiani. Perché non possiamo portare? Abbiamo più di 500 medici che possono andare a un paesino
della Calabria, della Sicilia, a lavorare e a aiutare al paese. Io ho parlato questo perché c'è un problema con la equipollenza dei titoli, per esempio per un medico, e questo è stato un argomento della mia campagna. Nella mia campagna al Senato ho parlato di tre cose: no ius soli, o ius sanguinis, di migliorare i servizi consolari, che si può fare, ma senza chiedere più soldi ai contribuenti italiani, perché ci sono altri partiti che dicono no, si deve migliorare il servizio consolare, ma qua in Argentina, questo milione di italiani, nessuno paga tasse in Italia, quindi le tasse che pagano i contribuenti italiani si deve priorizzare per l'Italia. Certo. Ma si può risolvere il problema, perché ci sono associazioni eccellenti qui in Argentina. La Camera di Commercio, io sono il comitato esecutivo della Camera di Commercio, che è la prima Camera di Commercio fuera della penisola, 1884. La Camera è una struttura fenomenale che può aiutare al consolato a fare più soldi in Italia. Chiedendo più soldi è facile, tutto con soldi sì. Ma noi stiamo pensando, per di più noi della Lega, che siamo il partito della concretezza, un partito aziendale, come fare per migliorare questo senza chiedere più risorse ai contribuenti italiani. E questo è il secondo punto: migliorare i servizi consolari, no ius soli, e il terzo, equipollenza dei titoli, per migliorare innanzitutto o aiutare a migliorare la sanità in Italia. Per esempio la Lombardia è una delle migliori sanità non soltanto d'Italia sino d'Europa, ma nonostante questo ci sono paesi piccoli paesi in Lombardia che non hanno un medico, che c'è mancanza. Perché non portiamo? Quindi quando sono stato in Italia ho parlato di questo con il ministro Valditara della Lega, anche con il presidente Fontana in Lombardia, per pensare un po' di questo e pensare non come Italia può aiutare agli italiani nel mondo, sino come gli italiani. Mi sa che abbiamo avuto un'interruzione adesso. Scusami Marcello, purtroppo stai... Scusami Marcello se ti interrompo, eri sparito per un breve momento, per 5 secondi, si era bloccata la connessione, abbiamo avuto un problema tecnico ed eri sparito. Io Marcello ti faccio intanto i miei complimenti per il progetto che state portando avanti, per la dedizione, per l'impegno e per la passione, soprattutto perché è un progetto davvero molto importante, quello di cui tu stai parlando, il cercare comunque di contribuire alla grandezza del nostro paese, che si può fare anche dall'esterno, in un modo o nell'altro. E questo è un progetto che dovrebbero fare tutti i politici, dal mio punto di vista. Però questo, ancora una volta, va a premiare il lavoro vostro, in primis, ma il lavoro della Lega. E questo vuol dire, ancora una volta, che essere leghisti, si può essere leghisti in tantissimi modi. Questo è uno dei tanti modi per essere leghisti. Questa è una cosa davvero molto, molto importante. Ti lascio concludere che abbiamo gli ultimi 2 minuti. No, soltanto che noi come Lega siamo il partito più attivo all'estero e stiamo pensando con la Lega in Italia come creare una Commonwealth degli italiani nel mondo, perché noi abbiamo più risorse che la Inghilterra. Noi abbiamo 80 milioni di italiani, di cui 86 hanno la cittadinanza, sono cittadini italiani, ma 80 in New York, Montreal, Toronto, Sydney, Buenos Aires, San Paolo. Quindi possiamo creare un sistema Italia per aiutare al paese, all'Italia, nella crescita economica. Perché noi abbiamo una risorsa che non hanno i francesi. I francesi hanno tutto il sistema coloniale in Africa, ma noi abbiamo in tutto il mondo, abbiamo persone che vogliono aiutare l'Italia. Oggi in questo pranzetto, tutte queste persone che siamo qua, ci sono educatori, ingegneri, medici, di tutto, tutti con la cittadinanza italiana, che vogliono aiutare un'azienda, per esempio Eleni, Enel, Leonardo, tutte le aziende. Dobbiamo pensare come noi possiamo aiutare l'Italia e non al rovescio come
ha fatto da sempre, no, che erano più soldi per il consolato, per fare il passaporto. C'è un problema del passaporto in tutto il mondo, non soltanto in Argentina. Ma dobbiamo cambiare un po' la prospettiva. Credo lo stiamo facendo, i votanti lo hanno capito bene, per questo abbiamo raddoppiato i voti, e siamo, come dicono nella opera, in crescendo. Marcelo, purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata. Io ti ringrazio per essere tornato qui nei nostri spazi e aver portato ancora una volta la voce della Lega del Mondo Argentina. Io di questo te ne ringrazio e ti aspettiamo ovviamente un'altra volta per parlare meglio dell'Argentina. Magari la prossima volta parliamo anche delle evoluzioni che ci sono per quanto riguarda anche la politica del paese. Quindi ti ringrazio. No, grazie a te, Matteo, e la prossima volta la facciamo della sede della Lega nel mondo. Va bene, allora ti riaspettiamo qui su Radio Libertà. Un grazie va anche a tutti voi cari radioascoltatori che come sempre ci supportate e ci seguite. Un grazie va a voi e un grazie ancora al nostro Marcelo che ci sta rifacendo rivedere, per chi non lo sta vedendo, la sezione. Ciao Marcelo, grazie mille per essere tornato e grazie mille a tutti e voi. Buona serata, buona giornata. Avete ascoltato Filo